il rapporto con Ismea per Confagricoltura è strategico. Le nostre imprese hanno assolutamente bisogno del supporto di Ismea, quindi questo incontro che stiamo facendo oggi serve anche a rafforzare il rapporto e il dialogo con questa importantissima istituzione. Per quanto riguarda i giovani, è chiaro che noi abbiamo la necessità di far sviluppare le imprese sia in caso di ricambio generazionale, sia in caso di nuove imprese condotte dai giovani, quindi start-up. E quindi verificare tutti gli strumenti che Ismea può mettere a disposizione di queste realtà imprenditoriali per poter crescere. Poi siamo assolutamente favorevoli e devo dire soddisfatti del fatto che siano stati messi a disposizione ulteriori 2 miliardi per le filiere, i contratti di filiera, e questo consente a molte altre imprese di poter accedere a questi strumenti finanziari grazie appunto al fatto che verrà utilizzata la procedura dello scorrimento.